Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Tosca in Sto Cuore Mio, in scena al Teatro Curci, un appuntamento a cura dell'Associazione Cultura e Musica per la stagione concertistica. Un omaggio a Murolo, un viaggio musicale di oltre 20 canzoni attraverso il quale Tosca è riuscita ad arrivare al cuore della canzone napoletana. Con un filo di voce, Murolo mi fece capire che la canzone napoletana non era solo veemenza e calore, ma anche raffinatezza e semplicità. Ascoltiamo l'intervista con Tosca. Sto Cuore Mio, un omaggio a Murolo. Innanzitutto, come nasce questa idea? Ma nasce da un'esigenza artistica, perché avevo voglia di fare una ricerca, una prospettiva sulla musica napoletana, e ogni volta che inizio un nuovo progetto cerco di avere un fil rouge, una persona a cui regalare questo progetto. Insomma, mi piace avere un padre di questa cosa, no? E quindi, come fu per Romana, che dedicai questo spettacolo a Gabriella Ferri, non uno spettacolo su Gabriella, ma uno spettacolo regalato per. La stessa cosa ho fatto con Murolo. Lo avevo conosciuto agli inizi della mia carriera perché ero una bambinetta che girava per le quinte di Doc di Renzo Arbore, e quindi ho conosciuto Murolo, che veniva lì molto spesso, e quindi il suo approcciare alla musica napoletana così in sottrazione, questo diventare quasi crooner e far suonare le parole, era una cosa che mi sconvolse molto allora, e allora... Tu sei stata inchiantata, pure tu, tu contenta non sei, tu contenta non sei. L'omaggio a Murolo consiste proprio nel riuscire ad arrivare all'essenza stessa della canzone napoletana, semplice e senza troppi orpelli, così come il maestro Murolo le aveva insegnato. Si inizia da Silenzio cantatore per passare a Canto delle lavandaie del Vomero, a Casciaforte e poi Marzo a Raziella fino a Cumme. Non mancano momenti di virtuosismo e di gioco musicale con alcune macchiette, ma anche chicche di grandi canzoni partenopee tradotte in altre lingue, da Te voglio bene assai a Serenata napolitana, fino ad arrivare a Cantava, un inedito dedicato a Murolo scritto poco prima della sua morte da Enzo Granagnello. Quali sono le 3 qualità per fare musica napoletana, la napoletanità? Quali sono le 3 qualità per cantare napoletano? Non lo so, questo dovresti chiederlo ad un napoletano. Io sono romana, quindi come tale approccio alla musica napoletana da straniera, perché comunque ho un compagno che è campano, quindi comunque sono avvantaggiata. Ho sempre avuto un amore viscerale per la musica napoletana, quindi i miei amici napoletani mi dicono ma la canti bene, però ti dico, quando ho debuttato a Ravello con una platea di napoletani doc, di campani doc, perché poi non è solo Napoli, ho fatto una prospettiva anche su le campagne, le canti del Seicento, quindi non è solo proprio Napoli. Non è stato facile andare di fronte a queste persone, però io approccio da amante, da estimatrice, quindi sempre in punta di piedi. Forse, ecco, la parte mia, ti posso dire, l'umiltà. Questa è la cosa che il mio modo di farlo. Non credo di essere una cosa, insomma, lo faccio a modo mio, quindi può piacere o può anche non piacere. Notte di lacrime e baci, baci di donne indimenticate, donne napoletane, e non dimentichi, inginocchiate su una pietra all'altra, a lavare i panni della fontana, a sbattere, a stenderli ad asciugare, femmine napoletane, profumate di bucato, in attesa del sole, lavandaie, in attesa del sole, esce sol,
Tiziana Tosca Donati, in arte tosca, è una donna che crede nell'artigianalità e nell'indipendenza assoluta del lavoro d'artista. 10 anni fa, in totale controtendenza, rinuncia ad un importante contratto discografico per diventare imprenditrice, produttrice e impresario di se stessa. È legata all'idea di bottega conduzione familiare, progetto che si realizza nel sodalizio artistico e sentimentale con il compagno, il regista e attore Massimo Venturiello. Con decine di titoli importanti incentrati sul tema della canzone teatro, Tosca, produttrice di se stessa, vince pienamente la sua scommessa. Qual è la canzone che racconta di te o preferisci? Ma di questo progetto c'è questa Razziella, che è una canzone molto antica, che è talmente bella quando la canto, che descrive proprio questi due amanti ragazzi napoletani che sono in una casa e che si vorrebbero abbracciarsi, baciarsi, ma c'è la zia che non possono amarsi, no? E allora quando la zia, la scena è proprio di quando la zia si addormenta, sai, le vecchie zie quando fanno così, e loro quando la zia fa così si baciano, ma come viene raccontata? È talmente un capolavoro, come è scritto, come ti viene resa quell'immagine. O Marzo, anche un'altra canzone, se vuoi, minore napoletana, che non sono quelle più di successo. Lo spettacolo che io faccio, c'è Io te voglio bene assai, c'è Maggia Curà, c'è La Casciaforte, ma c'è anche Razziella, Marzo, Serenata Napolitana, sono quelle più ricercate, che sono poi le più belle, insomma, meno popolari ma più belle. Ma se dovessi raccontare con il tuo modo di fare musica, dovessi, che ne so, commentare un film, che tipo di film sarebbe? Cosa ti piacerebbe commentare con la tua musica? Colonna sonora, che tipo di film? Film indipendente, dai, ecco. Mi viene un film indipendente, magari di quelli fatti con una bellissima idea, ma con pochissimi soldi e tantissimo sentimento, voglia di fare. Bella schiocca di rose, chic, cadi una bocca che sa che tocca, future, che dice che fai, che penso magari, future, i te, ma te bene fa male per te, e che te voglio basare, ma te bene fa male per te, e che te voglio basare. Dalla lunga esperienza sui palchi, a contatto con il pubblico vero e non mediatico, nasce l'album Il suono della voce, prodotto da Tosca e dalla violoncellista Giovanna Famulari. Excursus antologico non solo delle potenzialità espressive della voce di Tosca, ma anche indagine sull'intramontabile forma canzone nelle sue 1000 anime diversamente coltivate in tutto il mondo. Rientrare in studio dopo tanti anni di live è stata per Tosca una decisione molto pensata. Ci sono delle scelte evidenti, come quella di interpretare la bellissima canzone regalata dall'amico di sempre Ivano Fossati, Il suono della voce, che dà anche il titolo all'album. Abbiamo parlato prima della napoletanità e quindi del cantare napoletano, però un artista oggi, quali sono le 3 qualità fondamentali? Per un artista, Ma guarda, secondo te? oggi c'è questo misunderstanding che essere artista significa essere famoso. No, essere artista significa essere contento del proprio mestiere. Raccontare delle storie. Sì, ma poi con 10 persone o 1 milione. È la coerenza, è il non accettare compromessi in alto, non compromessi che comunque significhino barattare uno status, ma non un artista. Purtroppo però in un'era di talent questo è abbastanza anacronistico, se vuoi. Io credo che la nuova generazione sia molto stanca di questo baratto che è costretta a fare, perché oggi per avere quello status si paga un prezzo troppo alto. Nella stessa maniera, se non vuoi quello status, paghi il prezzo della libertà, che è altrettanto alto.
credo che ci sia una selezione naturale che sta portando a riportare l'arte al posto suo e non in televisione. Cioè la televisione deve ritornare ad essere la cassa di risonanza e non il punto di partenza, no? È una casa disposta male, dove il bagno sta nel salotto e questo sta succedendo nell'arte, secondo me. Però io che sto molto vicino a dei ragazzi che fanno questo mestiere con Officina Pasolini, che è questo laboratorio di alta formazione della Regione Lazio, ci sono 75 giovani artisti che frequentano questo luogo di appartenenza dove possono studiare insieme a dei tutor artisti, quindi ci sono io, c'è Niccolò Fabi, Gio Barbieri, per il teatro c'è Armando Pugliese, Massimo Venturiello, Veronica Cruciani e altrettanto per il multimediale. E questi ragazzi hanno un'altra testa, ti insegnano comunque che non ci stanno più, non hanno più voglia sono disposti a non avere piuttosto che avere male. È un grande insegnamento, sai. Grazie per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto grande e spero di rivedervi presto. Marza, tu sai se tu esta ugiello songhi. Marza, tu sai se tu esta ugiello songhi. E adesso weekend al cinema. Sto iniziando a ricordare una vita che avevo dimenticato. Un bambino viene lasciato solo a Calcutta ma trova la felicità da una famiglia che lo adotta. Diventato adulto deciderà di ritrovare la sua vecchia famiglia. Bellissima. A vincere la storia di Lion che non smette di cercare il villaggio senza nome, costruendo una strada dopo l'altra e attraverso le proprie origini ritrova il proprio posto nel mondo. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.